La sospensione è un atto dovuto nel momento in cui un dipendente pubblico è oggetto di provvedimento restrittivo, quindi l'arresto. E non essendo più arrestati noi facciamo la riassunzione perché erano stati sospesi dal lavoro e ovviamente non torneranno nel loro posto di lavoro. Giovanni Artico, riassunto dalla Regione Veneto, l'ex sindaco di Cessalto e funzionario, tornerà a disposizione dell'ufficio del personale. Ad annunciarlo questa mattina è stato lo stesso presidente della regione Luca Zaia, che il giorno dell'arresto aveva sospeso i 2 dirigenti regionali coinvolti dall'inchiesta. Per il presidente della regione si tratta di un atto dovuto, previsto dalla legge, un percorso obbligato che porta Artico e Giuseppe Fasiolla a tornare nell'organico della regione. Io non sono né un corrotto né un corruttore, mi sono sempre comportato bene sia dal punto di vista personale, umano, professionale e quant'altro. Erano state queste le prime parole dell'ex sindaco di Cessalto scarcerato nella notte di venerdì. In regione intanto da oggi arriva anche una sorta di supercommissario, tecnicamente un capo area, che sovrintende a tutti i dirigenti regionali. Un capo area è una figura che ci mancava, tanto è vero che la casella era vuota. Capo area significa una persona che verifica e riverifica la legittimità di tutti gli atti da consegnare all'eventuale assessore che non c'è, confermo che le deleghe le seguo io e quindi le consegna a me, e quindi è una persona che firma dopo aver visto le firme di tutti i dirigenti. Luigi Fortunato è un volto noto in regione, in particolare perché in passato aveva espresso perplessità sul Mose, l'opera che deve salvare Venezia dall'acqua alta ma che per ora ha provocato il più grande tsunami giudiziario che si sia mai visto in laguna.